Buongiorno, benvenuti nella Chiesa di Udine. Questa mattina volevo dare il benvenuto alla Chiesa e agli ospiti con un versetto dal Salmo 145, il versetto è il numero 1. Questo salmo scritto da Davide. Davide in questo salmo dice così: Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Mio Dio e mio Re, definisce Davide, è il Signore. Anche noi definiamo così il nostro Dio. E in queste due parole, mio Dio e mio Re, c'è tante cose. E vuol dire io mi fido di te, tu sei il mio creatore, io ti riconosco come mio Signore. In queste due parole c'è tanto veramente. Vogliamo benedire perciò il Signore ogni giorno della nostra vita, come dice il versetto 2, ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. E al versetto 3 scopriamo i motivi per cui Davide, alcuni dei motivi per cui Davide, l'autore di questo salmo, desidera lodare Dio. Il Signore è grande, è degno di lode eccelsa e la sua grandezza non la si può misurare. Se qualcuno di noi stamattina vorrebbe spiegare, chi è Dio, sarebbe un po' complicato, perché per conoscere Dio bisogna avere proprio una relazione personale con Lui, e bisogna conoscere il Signore Gesù, e il Signore Gesù si è fatto conoscere attraverso la sua parola, attraverso i Vangeli, ma lo possiamo conoscere anche attraverso la preghiera, attraverso la meditazione soprattutto della sua parola. E vogliamo proprio benedire il Signore, lodarlo, adorarlo questa mattina insieme, cominciando con questo canto, Grande in forza, 100 della raccolta. Cantiamolo insieme. Signore, grazie perché sei un Dio grande, sei il nostro Dio, sei il Signore, sei il creatore dei cieli e della terra e di ogni cosa. Grazie perché sei sceso in mezzo a noi un giorno, hai passeggiato su questa terra, hai dato la tua vita in sacrificio per chiunque crede in te, Signore. Grazie perché hai pagato il nostro debito, ci hai riscattati e ora possiamo venire direttamente alla tua presenza per quel sangue prezioso che il Signore ha versato per ognuno di noi. Benedici questo tempo di adorazione, benedici la tua Chiesa, benedici il tuo popolo, Signore. Benedici gli assenti e benedici coloro che stanno ascoltando in questo momento online. Che possa essere veramente un tempo di lode e di adorazione gradito a te questa mattina. Ti benediciamo per sempre e vogliamo benedirti ogni giorno della nostra vita come questo salmo ci insegna, Signore. Grazie di tutto nel nome di Gesù. Amen. Questa mattina volevo condividere con voi questo salmo, il Salmo 145, un salmo scritto da Davide, un salmo molto profondo come tutti i salmi e come la parola di Dio è veramente profonda se la si legge con uno spirito sincero, se la si legge con la voglia di voler conoscere chi è il Signore e poter veramente adorarlo come Lui merita, perché Lui ne è degno. Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà.
Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le sue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo santo nome per sempre. Abbiamo letto da questi versetti come Davide esalti il Signore. Ti benedirò per sempre, dice. Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore. La tua grandezza non la si può misurare. Cantiamo un canto, alleluia per ciò che fai, ma soprattutto alleluia per chi tu sei. Questo canto dice così: Creatore, Signore, mi hai salvato e ti loderò. Potente per sempre, non sarò mai più lo stesso, perché tu dall'eternità sei venuto a noi, Gesù, figlio di Dio. Cantiamolo insieme. Alleluia per chi tu sei. Dal versetto 6 al versetto 13, questo salmo dice, il versetto 6 dice: gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi ed io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Cosa vuoi raccontare al Signore questa mattina? Gli uomini parleranno della potenza di Dio, dice, e racconteranno gli atti tremendi. Nella storia il Signore Gesù ha fatto opere potenti, ha fatto grandi miracoli, ma soprattutto ha fatto un'opera grandissima, la salvezza per l'uomo. Canteranno, dice, essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia, perché il Signore è misericordioso, versetto 8, e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Il Signore è compassionevole, buono, ma è un Signore anche giusto. Il Signore non vuole che gli uomini siano perduti, ma li vuole salvare tutti coloro che credono in Lui. Tutte le tue opere, dice al versetto 10, ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Noi siamo opera sua, siamo stati creati in Cristo per compiere le opere buone che Lui ha precedentemente preparate, come dice in Efesini. E tutte queste opere, noi compresi, celebreranno il Signore, dice, e i tuoi fedeli ti benediranno, parleranno della gloria del tuo regno, racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Noi siamo dei testimoni del Signore Gesù. Il Signore ci ha dato un compito: andate, fate discepoli, e questo vogliamo fare. Vogliamo raccontare ciò che ha fatto nella nostra vita, perché il suo regno, dice, il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Dio è grande,
Dio, grande Dio, dice questo canto. Cantiamo ancora questo canto insieme. Glorioso, grande Dio, è il nostro Dio. Canta che Dio grande è Dio e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Finiva questo canto. Cosa vuoi dire a Dio questa mattina in preghiera? Preghiamo insieme per invocare il suo nome, ma soprattutto per adorarlo anche in preghiera e mettere ai suoi piedi ogni cosa. Prego, preghiamo insieme. Ti voglio lodare, Signore, e ringraziare per la pace che hai offerto, Signore, in tuo Figlio, Signore Gesù, sulla croce per noi, per la gioia che hai messo nei nostri cuori, la gioia della salvezza eterna, Signore, e perché possiamo camminare con te tutti i giorni, Signore, che tu hai pensato su questa terra e nell'eternità. Signore, grazie per la misericordia che hai avuto per noi, la giustizia risolta in tuo Figlio, Signore, per questo io ti voglio lodare, benedire, ringraziare nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Signore, grazie perché possiamo aprire gli occhi ogni mattina e vedere sia la famiglia, stare insieme, ascoltare e vedere la bellezza della tua creazione e anche come tu guarisci persone che sono malati. Tutto questo è un miracolo sempre, perché possiamo essere nelle tue mani e tu ci formi, ci prepari per ogni buon lavoro che ci metti davanti. Nel nome di Gesù. Amen. Si vede in ogni momento, Signore, quanto sei grande. Dio, grande Dio, sia benedetto il tuo nome per la tua grandezza, Signore. Sia benedetto il tuo nome per la tua forza, Signore. La forza di creare il sole, quella che hai avuto tanti secoli fa. La forza di creare tutto quello che c'è nel cielo e nella terra e nel mare. Sei veramente grande, Signore. Ti preghiamo perché vogliamo lodarti per la tua grandezza. Un giorno si vedrà la tua grandezza, lo vedranno tutti, anche quelli che la negano. Ma noi che già la vediamo in questo momento ti lodiamo, Signore, ti benediciamo e ti diciamo: Dio, grande Dio, quanto sei grande Dio. Lode al tuo nome, lode a te, lode al tuo Figlio Gesù Cristo, Signore. Amen. Amen.
ogni giorno della nostra vita. Grazie come tu ci hai creati in un modo perfetto, in un modo che, Signore, solo tu sai. E noi ti lodiamo e ti benediciamo questa mattina per la tua creatura che tu hai creato, per ogni cosa che tu hai creato intorno a noi, per far sì che l'uomo stesse bene, stesse gioioso in mezzo alla natura. Grazie, Signore, per tutto quello che noi vediamo con i nostri occhi, Signore. Grazie per l'aria che respiriamo, Signore. Grazie per la vita che scorre nelle nostre vene. Ma vogliamo ancora ringraziarti, Signore, per quel meraviglioso sacrificio che tu hai fatto una volta per sempre su quella croce, Signore. E non sei rimasto lì, sei risuscitato. Ed ora siedi alla destra del Padre e intercedi per noi. Aiutaci, Signore, a diminuire sempre di più perché tu cresca nella nostra vita. Tu devi crescere sempre di più in noi, Signore, perché solo così ti conosceremo. E quando saremo davanti a te, Signore, ti conosceremo appieno. E questo è il nostro obiettivo, Signore. Non questo sulla terra che è per un momento, ma quelle che sono lassù, Signore, quando saremo con te nei cieli a lodare e glorificare il tuo nome. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Caro Padre, grazie veramente di cuore perché possiamo ammirare le tue opere meravigliose, Signore. Ogni giorno nella nostra vita possiamo sperimentare le tue grandi benedizioni, ogni giorno possiamo meditare sulla tua parola che ci guida, Signore. Ma grazie per quello spirito che tu ci hai donato, che ci mostra il cammino, Signore, quel cammino stretto, ma dove c'è pace, dove c'è gioia, dove c'è serenità, dove ci sono anche le prove, Signore, ma sappiamo che sei accanto a noi e che con te possiamo superare ogni ostacolo, Signore. Grazie per la vita, che è un dono tuo, ma grazie perché quella vita in Cristo, quella vita abbondante, tu ce l'hai donata grazie a quel sacrificio, a quell'atto di amore che hai fatto per noi. Voglia tu benedire, Signore, il tuo popolo, voglia tu benedire questo tempo di adorazione, voglia benedire la tua Chiesa e benedici tutti coloro che ci ascoltano, benedici questo mondo, Signore, e opera affinché la tua luce possa penetrare nei loro cuori. Ti benediciamo e ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen. Amen. Abbiamo ringraziato il Signore, abbiamo aperto i nostri cuori attraverso la preghiera e volevo ancora sottolineare alcuni versetti da fine di questo Salmo, dal 18 al 21. Il Signore è vicino, dice, a tutti quelli che lo invocano. A tutti quelli che lo invocano in verità. Noi questa mattina lo abbiamo invocato in verità, secondo la verità che è Cristo. E sappiamo che la parola ci dice che è vicino, Gesù stesso ha detto che è vicino, che sarà con noi ogni momento. Lo ha detto agli apostoli, ma possiamo prenderlo sicuramente anche per noi. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Egli adempie il desiderio, il versetto 19, di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore è sempre accanto a noi per salvarci nei momenti di debolezza, nei momenti di scoraggiamento che ci possono essere. Non tutto va bene al credente, anzi, siamo tentati come gli altri, siamo provati come tutti gli altri, viviamo in questo mondo e quindi in questo mondo soffriamo. Ma se soffriamo per Cristo, Signore, beati voi, dice il Signore. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, difatti, ma distruggerà tutti gli empi. Il Signore è giusto e farà la sua giustizia quando Lui lo riterrà opportuno. Però questo versetto facciamolo nostro, il 21, la mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Questo verrà. La mia bocca proclamerà, dice Davide, la lode del Signore e ogni carne benedirà il tuo nome santo per sempre. Come Vito diceva, anche quelli che non vogliono sottomettersi al Signore Gesù
un giorno lo dovranno fare, ma lo faranno come giudice. Perciò a te che stai ascoltando ti invito a cercare il Signore nel tuo cuore, a meditare la sua parola, cercalo nei Vangeli, cercalo nella sua parola, chiedigli di entrare nel tuo cuore e lui lo farà, perché il Signore ha detto: chi cerca trova. E un altro canto prima di dare la parola a Davide, un canto che dice: desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Cantiamolo insieme e poi la parola a Davide, che ci porterà un messaggio che il Signore gli avrà messo in cuore. Cantiamo questo canto e poi la parola a Davide. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Insieme. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. La parola al fratello Davide. Buongiorno a tutti. Vogliamo alzarci in piedi un momentino per pregare. Signore nostro Dio, tu sei grande, non fisicamente perché tu non hai forma, ma grande in potenza, grande in saggezza, sovrano sopra ogni cosa. Stamattina vuoi tu parlare ai nostri cuori?
usare la tua parola per incoraggiarci, sfidarci, forse correggerci, forse rimproverarci. Quello che abbiamo bisogno, Signore, vuoi tu parlarci stamattina attraverso la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Circa 2200 anni avanti Cristo, stiamo parlando di circa 4200 anni fa, viveva in Sud Iraq, Sud Iran, un paese in quei tempi chiamato Ur, un certo uomo di nome Abramo. Abramo era un uomo che amava Dio, che adorava Dio, forse non come noi, ma in modo suo, però in modo corretto. E un giorno Dio diceva a lui: lascia il tuo paese, la tua famiglia, la famiglia di tuo padre, e vai nel paese che io ti mostrerò. Cosa faresti tu? Se un giorno Dio dovesse dirti, alzati, vai in un altro paese a testimoniare, a vivere per me. Cosa faresti? Ed Abramo ha ubbidito a Dio e partendo da Ur dei Caldei, dopo un bel po' di tempo, prima è arrivato a Haran e poi, quando suo padre è morto, lui è andato fino in Palestina. E Dio promise a lui ed ai suoi discendenti tutto il terreno del paese di Palestina. Poi, dopo tanti anni, finalmente nacque ad Abramo e a Sara, sua moglie, un maschietto di nome Isacco. Poi, col passo del tempo, per un po' di anni, ad Isacco nacque 2 gemelli maschi, Isau e Giacobbe. Poi a Giacobbe, che dopo prende il nome Israele, nacque 12 figli maschi. C'era anche Deborah, una figlia. Ed ecco abbiamo l'origine della nazione di Israele. E poi Israele e i suoi 12 figli, o Giacobbe e i suoi 12 figli, sono scesi in Egitto a causa della grande carestia che Dio aveva mandato in Palestina, in tutto il mondo. E sono rimasti lì in Egitto per alcuni secoli. Poi lì in Egitto questi 12 figli si sono moltiplicati grandemente finché sono arrivati oltre 2 milioni di persone. Poi sotto la guida di Mosè, Dio li ha portato fuori dal paese di Egitto e sotto Giosuè li ha ricondotti nel paese di Palestina, il paese che Dio aveva promesso ad Abramo. E poi dopo la morte di Giosuè, Dio ha guidato il popolo di Israele, la nazione di Israele, per alcuni secoli attraverso certi uomini di Dio che erano chiamati giudici. Basta leggere il libro di Giudici, si vede proprio la storia. L'ultima giudice in Israele era il profeta Samuele. Ma quando Samuele è diventato vecchio, egli voleva costituire i suoi 2 figli giudici nel suo posto, sopra di Israele. Ma il popolo non li ha accettato, anzi, invece proprio li ha rifiutati.
come giudice, che aveva una vita corrotta. Non hanno seguito nelle orme del suo padre Samuele. Invece il popolo ha chiesto a Samuele per un re. Ora vorrei esaminare insieme a voi alcune lezioni della vita del primo re di Israele, un uomo di nome Saul. E per conoscere la sua storia dobbiamo rivolgerci proprio al primo libro di Samuele, capitolo 9 fino al capitolo 31. Noi non leggiamo tutto, solo capitolo 9 oggi. E stamattina vogliamo vedere come Dio ha guidato nella vita di Saul per farlo diventare re. Cosa è successo? Come è diventato re? E dalla vita di Saul vogliamo distillare, se possiamo, qualche principio come Dio guida anche nella nostra vita. Non è, quello che vedremo non è proprio l'unico modo, diciamo, in cui Dio ci guida, però vediamo come Lui ha guidato Saul e delle volte usa le stesse cose anche nelle nostre vite. Infatti il sermone che sto usando oggi segue uno di questi principi, che Dio usa delle persone di guidarci. Stavo pensando, io non sapevo che dovevo predicare oggi, dovevo predicare domenica prossima. Invece c'è stato un contrattempo e allora mi hanno chiesto di anticipare una settimana. Non avevo nemmeno pensato fino adesso. E mia moglie, Dio ha usato mia moglie, Davide, perché non predichi questo? Stavo descrivendo a un ragazzo dell'Albania, della nostra chiesa, il nostro pianista. Abbiamo una pianista adesso favoloso. Diciamo sfiderebbe anche Riccardo. Lui fa pratica 9 ore al giorno. Ha vinto Albania's Got Talent. Ha vinto una borsa di studio a Trieste. E fa pratica 9 ore al giorno. E stavamo parlando, lui parte domani per tornare in Albania per 2 settimane per stare con la famiglia. E io ho predicato, diciamo, in Albania a un posto di nome Lach nel 2001, quando abbiamo adottato il nostro figlio Gabriele, che lui abita a Tirana, e c'è Lach, non è facile, diciamo, in quella chiesa là per far crescere in quel senso là. Io avevo predicato là 20 anni fa, 2001, sì. 20 anni fa. E se mi ricordo anche quello che hai usato. E poi dopo richiede, perché non usi questo messaggio oggi? Click. Non è che ascolto tutto quello che dice, però. Vogliamo leggere da prima Samuele 9. C'era un uomo discendente di Beniamino che si chiamava Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiach, figlio di un Beniamita. Era un uomo forte e valoroso. Aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non ce ne era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. E poi le asine di Chis, padre di Saul, si erano smarriti. E Chis disse a suo figlio Saul: prendi con te uno dei servi e va in cerca delle asine. Egli andò per la regione montuosa di Efraim e attraversò il paese di Salishah senza trovarle. Poi passarono per il paese di Saalim, ma non c'erano. Attraversarono il paese di Beniaminiti, ma non lo trovarono. E quando giunsero nel paese di Suf, Saul disse al
al servo che era con lui, vieni, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi per noi. Il servo gli disse, ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Ma Saul disse al suo servo, ma se vi andiamo, che porteremo a quell'uomo? Perché non ci sono più provviste nei nostri sacchi, non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi? Il servo rispose a Saul, guarda, io ho un quarto di siclo di argento, lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via. Anticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva, venite, andiamo dal veggente. Infatti colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Poi Saul disse al suo servo, dici bene, andiamo. E così si avviarono verso la città dove stava l'uomo di Dio. Questo è un po' come è iniziato la storia. Dalla vita di Saul vogliamo distillare qualche principio come Dio ci guida. Chi era questo uomo Saul? Come abbiamo visto nel testo, Saul era figlio di Kish, dalla tribù di Beniamita. Kish, suo padre Kish, era un uomo forte e valoroso. Però il tribù di Beniamino era la più piccola tribù di Israele. La sua famiglia era la più piccola famiglia della tribù di Beniamino. Allora, domanda, come è diventato re di Israele? La storia affascinante e in un certo senso buffo, almeno per me, inizia un giorno quando le asine del padre di Saul, le asinelle, sono spariti. Un giorno in qualche modo queste benedette asine sono partiti, sono scappati, si sono smarriti e non si trovavano più. Per una famiglia in Israele, in quell'epoca, oggigiorno le asine sono più per godere, per avere una bestia in più, almeno qui. Ma in Israele in quei tempi le asine avevano una certa importanza. Di solito non avevano cavalli, i romani sì, però Israele usavano asinelli o asine per cavalcare, per viaggiare in questo senso là. Se non avevano cavalli usavano le mucche, però anche le asine anche per arare, per altre cose simili. Erano importanti. Ora che cosa, quando queste asine sono sparite, che cosa fa Kish, il papà di Saul? Chiama suo figlio, Saul, e gli disse, prendi con te uno dei servi, alzati e va a cercare le asine. Graziano, cosa faresti se un giorno tua mamma dice, dovessi dire, abbiamo perso le galline, vai a cercare le galline. Qui. Però una cosa, in una società rurale, è una cosa normale. E Saul e il suo servo sono partiti subito per cercare le asine perdute. Hanno camminato su e giù per le colline, su e giù, su e giù, su e giù. Chissà quante colline hanno fatto. Dappertutto per le colline della regione montuosa di Efraim. Niente. Attraversarono il paese di Shalisha. Niente. Poi passarono per il paese di Sha'alim.
ma nessuna traccia. Cercando, chiedendo a tutti quelli che hanno visto per strada: avete visto le nostre asine? Niente. E la sera tornarono al fuoco per mangiare, tenersi un po' fresco, un po' caldo dal freddo. E Saul e il suo servo discutevano, parlavano, immaginavano dove potrebbero essere questi benedetti asini perdute. Il giorno dopo tornavano a cercare. Giorni sono passati, 1, 2, 3, nulla. A quel punto la loro speranza era ormai agli estremi. Sembrava che gli asini fossero spariti nell'aria. Poi Saul disse al servo: dai, torniamo a casa. È inutile, è ridicolo andare avanti così. Ormai mio padre sarà più preoccupato per noi che per le asine. Torniamo indietro. Poi suo servo disse: aspetta Saul. In questa città vicino a noi abita un profeta, un uomo di Dio che è tenuto in grande onore nel paese. Tutto quello che lui dice succede. Allora andiamo da lui. Forse egli può indicarci dove possiamo trovare queste asine perdute. Ma Saul dice: ma se noi dovessimo andare dal profeta, cosa possiamo portargli? Ormai il pane delle nostre sacche non c'è più, è finito. Non avevo niente che possiamo dargli, offrirgli. Ma il servo rispose: ecco, io ho una moneta in argento, possiamo dargli questa moneta. E Saul dice: bene, allora andiamo. E mentre salivano lungo il pendio che portava alla città, i due hanno incontrato delle ragazze che uscivano ad attirare o a attingere dell'acqua del pozzo fuori dal posto, fuori dalla città, dalle porte. E Saul domanda a loro: è qui in città il profeta? Loro risposero: sì, infatti egli è soltanto un pochettino più avanti di voi. Affrettatevi e lo troverete subito. Proprio oggi c'è una festa religiosa in città in cui il popolo offrirà un sacrificio sull'alto luogo, sull'altare. In altre parole, c'è una bella grigliata alla friulana, però in quei tempi alla israeliana. Una bella grigliata. A chi non piace andare a una bella grigliata? Forse come abbiamo fatto a Gemona tanti anni fa. Un agnello, ti ricordi? Poi la ragazza dice: ma il popolo non mangerà niente finché il profeta non sia giunto a benedire il sacrificio, e dopo la benedizione gli invitati mangeranno. Allora saliti subito. Essendo saliti alla città, i due sono entrati alla porta. Ed ecco il profeta Samuele che usciva verso di loro per salire all'altare, all'alto luogo. Però notiamo bene questo. Il giorno prima, o il giorno precedente, che Saul è arrivato, Dio aveva avvertito il profeta Samuele dicendo: domani a quest'ora io ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo ungerai come capo, come re del mio popolo Israele. E quando Samuele ha visto Saul, subito l'Eterno gli disse: ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Ecco l'uomo
che regnerà come re sul mio popolo. Ma Saul, non conoscendo Samuele, si è avvicinato alla porta della città e gli disse: ma scusi, potrebbe lei indicarci dove c'è la casa del profeta? E Samuele gli rispose: sono io il profeta. Sono io il profeta. Salite davanti a me, lì sulla collina. Oggi mangerete con me. Poi domani mattina ti lascerò partire. Ti dichiarerò tutto ciò che hai nel tuo cuore. Poi dice: riguardo le tue asine. Saul non aveva parlato ancora delle asine. Riguardo le tue asine smarrite 3 giorni fa. Non pensarne più, perché sono state ritrovate. E per chi è il regno della nazione di Israele, se non per te e per la famiglia del tuo padre? Saul, sconvolto, rispose: ma chi sono io che mi parla in questo modo? Io sono beniaminito, della tribù più piccola di Israele. La mia famiglia è la famiglia più piccola di tutta la mia tribù, del mio tribù. Come mai mi parla in questo modo? Ma Samuele li conduce alla festa, li presentò agli altri e li fece sedere a capotavola fra gli invitati. Per di più, diede a Saul la porzione migliore da mangiare. Forse il filetto, la lonza, non lo so, la porzione migliore che offre. E dopo la festa, Saul e il suo servo sono tornati con Samuele a casa sua per passare la notte. E la mattina dopo, quando i due erano alzati e stavano per partire dalla città per tornare a casa, Samuele chiamò Saul a parte per parlargli privatamente. Avendo preso un vasetto di olio, lo versò sul capo, sulla testa di Saul, e lo baciò. E poi gli annunciò, come dice il testo, gli annunciò la parola di Dio. Capitolo 9, versetto 27, vi dice proprio questo: quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: di al tuo servo che ci precede. E il servo li oltrepassò. Allora Samuele disse: ma tu fermati, ti farò udire la parola di Dio. E poi allora Samuele prese un vasetto di olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: il Signore non ti ha forse unto perché tu sia il capo della sua eredità. Interessante. Oggi l'Eterno ti ha unto come capo, come re della sua eredità, del suo popolo Israele. Che storia affascinante! Saul parte da casa per cercare le asine perdute. 4 giorni dopo viene unto come re di Israele. Graziano, se tu dovessi partire a cercare le galline lì ad Osopo e poi 4 giorni cerchi e poi ti trovi come governatore di Friuli Venezia Giulia? Potete immaginare, cioè la cosa, o forse come presidente dell'Italia. Cioè, questa è la situazione. Una cosa è interessante e meravigliosa come Dio ha guidato nella sua vita. Adesso vogliamo estrarre o distillare
dalla storia di Saul qualche principio come Dio ha guidato nella sua vita e poi considerare insieme 3 principi in riguardo come Dio guida anche la nostra vita. Come ho menzionato prima, non sono gli unici modi che Dio guida la nostra vita, però sono 3 dei suoi modi. Lui usa anche altri modi, però ecco 3. Dio ci guida attraverso le circostanze. Prima cosa. Dio ci guida attraverso le circostanze. Cos'era la circostanza principale nella storia di Saul che l'ha portato l'aveva fatto arrivare da Samuele, il profeta? Sì. La circostanza principale era le asine perdute, smarrite. Pensate che fosse successo soltanto a puro caso che queste asine fossero smarrite? Puro caso? O invece erano guidati via da qualche cosa, da qualche forza, da qualche persona, da qualche angelo? Non sappiamo, la Bibbia non dice. E allora non possiamo sapere o dire con certezza, ma non mi sorprenderei, leggendo anche gli altri versetti della scrittura, che se Dio non ha mandato proprio un angelo per proprio far sparire queste asine, per adempiere i suoi scopi. Però Dio sapeva esattamente dove e quando Saul sarebbe arrivato da Samuele. Come dice in versetto 16, gli disse: domani a quest'ora io ti manderò un uomo del paese di Beniamino. Cioè, domani, a quest'ora, io ti manderò. Chi controllava le circostanze affinché Saul arrivasse da Samuele a una certa città in un certo giorno, ad una certa ora? Solo Dio può fare una cosa del genere. Immagino che Saul abbia pensato tante volte: cosa sto facendo? Sto cercando asine perdute. Per 3 giorni sono sudate, stanchissimo di camminare tutto il giorno. 3 giorni in seguito. Che tempo sprecato, che ridicolo. Ci sono tante cose molto più importanti per me che potrei fare, ma sto qui a cercare asine perdute. Invece era durante la sua ricerca per le asine perdute che Saul è stato unto re di Israele. Dio è sovrano. Egli controlla le circostanze ed usa le circostanze per guidare le nostre vite. Romani 8:28 dice la stessa cosa. Noi sappiamo che tutte le cose, tutte le circostanze cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio ci guida attraverso le circostanze. Vi do un piccolo esempio della mia vita. Coincidenze non posso dire. Abbiamo invitato una famiglia della chiesa, cui il marito è credente, la moglie non era credente e non vedevo mai in chiesa, però abbiamo cercato di fare amicizia un po' con lei. E dovevano venire, diciamo, domenica mattina in chiesa, cioè dopo il culto, a pranzo a casa nostra. Era forse settembre, ottobre, non mi ricordo. Era presto nell'autunno. E cosa facciamo? E io ho suggerito, è un po' prima, un po' presto, ma se possiamo fare una cosa che abbiamo imparato in Friuli, dal nostro vicino di casa, a tredicesimo. I gnocchi di zucca, proprio la sua ricetta. E l'ho mandato a richiedere a cercare a tutti i negozi vicino, niente. Le zucche non c'è,
troppo presto. Ci vuole ancora mesi, 2 mesi. E lei è andata lì a altri posti, un falcone, niente. E poi abbiamo pregato, Signore, aiutaci a trovare una zucca, proprio dato per i gnocchi. Sembra una cosa stupida, però abbiamo pregato seriamente per questo, volevamo fare quello. Niente. Cioè, Rachele mi ha detto proprio, Davide, c'è solo una altra possibilità che conosco. C'è un uomo che è lì sulla strada che porta da Trieste a Monfalcone, che ha un grande camion e che delle volte ha delle cose simili. Siamo andati lì a provare insieme, ci siamo fermati. Cioè, mi spiace, non ce l'ho. E chissà, forse nel prossimo futuro potrei avere. Però, senti, volevo chiedervi, potete aiutare questo uomo qua, che lui è arrivato qui, tornando a casa, pensando di arrivare con la... Era molto... cioè il livello di gasolio, di benzina era molto basso e pensava di arrivare, diciamo, al benzinaio. Invece è finito qua e senza benzina. Potete portarlo in macchina con voi? Il benzinaio è 1 chilometro più avanti. E aiutarlo. Cioè lui non poteva, se lui non poteva perché il camion è qua, potete voi aiutarlo? Io normalmente, diciamo 99,99999% non darei mai un passaggio a qualcuno che non conosco. Non si fa. Aveva la moglie e 2 figli in macchina. Una cosa accettato. L'ho portato al benzinaio 1 chilometro. Mentre stavamo, lui si è messo in macchina, che è messo indietro, lui è messo accanto a me. E poi mi ha guardato mentre stavamo andando. Ma tu stavi cercando una zucca? Sì, per fare gli occhi domani. Senti, mi porti questo benzinaio, poi mi porti indietro. Io ce l'ho 2 zucche in macchina con me, proprio dal sud. 2 tipi che fanno gli occhi super bene. È una cosa... circostanze. Cosa posso dire? Abbiamo detto, questo è Dio. Ho risposto alla nostra preghiera. Non c'era zucche da nessuna parte a Trieste, ma in questa macchina che è fermato, di cui io non do mai un messaggio, l'ho dato a lui, avevo 2 macchine, 2 zucche favolose. Se questo non è Dio, non so cos'è, abbiamo detto. Proprio con i brividi. E non ci ha venduto, ci ha regalati. Le zucche, gli occhi di zucche erano favolosi il giorno dopo. Questo è Dio, ci guida attraverso le circostanze. Forse alcuni di voi hanno pensato, ma quando siate in cucina lavando i piatti giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno, o quando state cambiando i pannolini dei tuoi bambini per la 4ª volta lo stesso giorno, per 3 anni in seguito, quando state studiando a scuola o a lavoro e sembra che siate sempre indietro ai libri. E quando siete al lavoro, il direttore o il datore di lavoro dà sempre a voi dei lavoretti, dei compiti noiosi da fare, che potrebbe fare lui stesso, ma non lo vuole fare. E voi state lì facendo questi lavoretti, ora dopo ora, che sembrano una stupidaggine, un spreco del vostro tempo, dei vostri talenti. Invece ricordate che Dio ha un piano meraviglioso per la nostra vita. Egli sa quanto è importante per noi imparare a servire, ad essere fedeli nelle piccole cose, avere una buona preparazione accademica per poter realizzare il suo piano
per la nostra vita. Io mi ricordo quando stavo studiando alla facoltà teologica, ho dovuto leggere, cioè c'era già 4-5 ore di classe ogni giorno, di lezioni ogni giorno. Tornando a casa c'erano 6 ore di studio. Ho dovuto leggere 200 pagine ogni sera, scrivere 10 pagine. Mia mamma, grazie a Dio, era una segretaria, sapeva battere. Io non sapevo battere in quel punto, non esistevano i computer. Per 3 anni. Pesava, però quanto sono grato a Dio per questo. Io chissà quante volte ho pensato, chi mi fa fare queste cose? Sono stanco a studiare. Eppure Dio ha usato questo per prepararmi. Dio prepara e usa le circostanze delle nostre vite per maturarci, per guidarci. Ovviamente non ogni cosa che succede a noi viene da Dio, in nessun senso, non fraintendetemi. Però Dio può usare ogni cosa che succede nella nostra vita per guidarci, per maturarci, per prepararci per il futuro. Dio ci guida attraverso le circostanze. Ma non soltanto. Dio anche ci guida attraverso le altre persone. Nel caso di Saul, dopo 3 giorni senza successo, Saul voleva tornare a casa. Era, chi mi fa fare? E voleva tornare a casa. Era pronto a tornare a casa. Sarebbe tornato a casa se non ci fosse stato con lui il suo servo. E attraverso il consiglio del suo servo, il destino di Saul è stato cambiato per sempre. In questo caso Dio ha usato il servo di Saul a guidare la sua vita. Spesso Dio usa i consigli di altre persone per guidare le nostre vite. Dopo il mio primo anno alla facoltà teologica, avevo scritto a un uomo di cui avevo grandi ammirazioni, di nome Ravenhill, Leonard Ravenhill, era un inglese, un uomo che pregava 4-5 ore al giorno. Ci sono anche 2 dei suoi libri tradotti in italiano. Ravenhill, se avete mai, non leggerli, o non leggeteli, se non volete essere cambiati, perché diciamo, sono ottimi. Io ho tutte quelle che ho mai scritto. E io avevo scritto a lui, dopo il primo anno, se senti, tu hai 3 figli, tutti e 3 sono missionari in varie parti del mondo, potrei andare, sarebbe possibile andare a fare per 2 mesi, quando finisce la scuola in giugno o in maggio e reinizia in agosto o settembre, potrei andare a lavorare, a aiutare uno dei tuoi figli. Lui mi ha riscritto, se senti, dove lavorano i miei figli è difficile arrivare, sono posti difficili, costa moltissimo. Io invece ti sconsiglio, se tu vuoi fare questi 2 mesi, di andare con un gruppo missionario di cui ammiro molto, di nome Operazione Mobilitazione. Io non ho mai sentito parlare. A quella che non mi ricordavo, nell'anno 73 o 72, non mi ricordo, c'era a Dallas una grande conferenza con 100.000 studenti che volevano onorare Cristo. Io sono andato a quella conferenza, Explo 72 mi sembra, e lì ho sentito questo uomo, George Verwer. Quando io non ho mai sentito parlare di lui, però siamo entrati, lui era lì con jeans, cioè come oratore, jeans e una maglia con collo alto. Di solito gli oratori avevano le cravatte e tutto il resto, ben vestiti, invece lui come uno di strada quasi. E forse si è alzato, ha messo giù i capelli, però quando ha sentito predicare si caspita, mai sentito uno come lui. Dinamico al massimo, però fervente per il Signore.
E ho scoperto anni dopo, lui era proprio, quando io sono andato con OM, lui era, diciamo, il fondatore, il direttore. E lì quell'estate sono venuto in Europa, pensando di forse andare in Germania, in Austria, perché parlo un po' di tedesco, almeno parlavo un pochettino, non grandi cose, per le cose basilari riesco a fare. E invece Dio mi ha aperto la strada per venire in Italia. E sono venuto in Italia dappertutto, dal nord al sud fino alla Sicilia. Però c'era quel momento in cui siamo venuti ad Asopo, nelle baracche. C'erano le baracche là, non c'erano case, baracche. E c'era questa tipo trailer, qualcosa di cosa che si tira dietro una macchina, e lì ci hanno lasciato dormire lì. E quella sera, perché io stavo pensando, dopo il servizio militare, Signore, dove mi vuoi? Io stavo pensando di andare in Alaska. Io avevo passato un anno in Alaska nel servizio militare e lì ci sono tanti villaggi eschimesi, senza il Signore, senza una chiesa. Stavo pensando di andare proprio in Alaska. Però quella sera, ad Asopo, forse 50 metri, dove c'è la casa di Elio e Miriam, no, non ad Asopo, a Gemona, scusami, a Gemona, forse 50 metri, dove c'erano le baracche, 50 metri da casa tua, Elio. E quella sera, mentre stavo proprio pregando, il Signore mi ha detto chiaro e tondo: Davide, sì, io ti voglio come missionario, però non in Alaska, qui in Italia. Quella sera era chiaro, così chiaro che non potevo mai dire di no. Non è che mi parla spesso così, però ogni tanto c'è una parola che lo Spirito Santo parla. Io pensavo di fare questo viaggio con gli altri missionari, invece Dio mi ha mandato in Italia, usando la parola, suggerimento di signor Ravenhill. Mi ha cambiato la vita. Non avrei mai immaginato Italia, mai. Però Dio sì. E ha usato questo uomo. Ovviamente non significa che ogni consiglio che le altre persone ci danno viene da Dio. Vi do un altro esempio. Anzi, un consiglio potrebbe venire anche da Satana. Pietro, Gesù stava dicendo: io devo fare questo e questo capiterà a me. Guai a te, Signore, queste cose non capiteranno mai a te. E cosa dice Gesù a Pietro? Va via da me, Satana. Oh, Pietro, Satana. Cioè che Satana stava parlando per mettere la bocca di Pietro. Prima di venire in Italia, circa 2 o 3 mesi, una mia zia, evangelica, non del nostro tipo, un pentecostale, però ha detto: Davide, voglio dirti qualcosa. Dio mi ha dato una parola per te. Tu non dovresti andare in Italia, tu dovresti stare qui, tu hai un dono di insegnare, di predicare, tu dovresti stare qua. Zia, senti, apprezzo il tuo consiglio, però Dio mi ha detto un'altra cosa e anche la mia chiesa, gli angeli della mia chiesa sono d'accordo. Mi dispiace, ma io vado in Italia. 20 anni dopo, quando lei ha visto certe cose che Dio ha usato me a fare, non per Dio l'ha fatto, però mi ha usato, lo zio mi dice: penso che Dio veramente ti ha dato questo dono di andare. Se avessi ascoltato quel consiglio, non sarei mai venuto. Sarebbe assurdo. Allora dobbiamo valutare ogni cosa secondo le scritture e secondo quello che Dio ci guida. Se lo Spirito Santo abita in noi, Lui può parlarci, però può usare anche altri. Come Dio ha usato mia moglie anche per questo messaggio di oggi, o altri. Però dobbiamo stare attenti a chi ascoltiamo. Dio usa quasi sempre le altre persone
a parlarci e portarci a Cristo. Avete mai pensato? Se tu conosci Cristo come il Signore e come il tuo Salvatore, probabilmente perché qualcuno, non sempre, ma quasi sempre, perché qualcuno ti ha parlato di Cristo. Forse i tuoi genitori, forse un amico, un'amica, forse un insegnante, ma certamente qualcuno. Dio usa altre persone per guidare la nostra vita. E per questa ragione è molto o super importante ascoltare i nostri genitori, i nostri insegnanti a scuola, in chiesa, i responsabili dell'assemblea. Potrebbe essere il nostro marito, la nostra moglie, i nostri fratelli in Cristo. Non sto dicendo di credere ogni cosa, ma di valutare ogni cosa. Perché spesso Dio userà loro per guidare la nostra vita. Se qualcuno ti dice qualcosa che tu pensi che non va, sarebbe bene di chiedere forse un altro. Quando Rachele mi ha lasciato la prima volta, quando ero ancora quasi fidanzati, però ho detto, Davide, non sono sicuro, non posso. Allora io ho fatto 3 giorni in digiuno e preghiera. Sono andato a parlare con 2 delle donne della facoltà teologica che erano responsabili per le donne nella scuola e l'ho chiesto a loro come donne. Questo è successo, cosa ne mi? Primo, no, per me è chiaro, non è per te. Parlare con l'altro, Davide, prega, parlarsi. Signore delle volte usa un momento di pausa per rivalutare e vedere. Io ho pregato di giornata pregata per 3 giorni. Dio mi ha detto più che altro di Davide, torna in Italia e prova ancora una volta. Se lei dice no, allora, però questa è la parola che Dio mi ha dato. Signore, ormai siamo sposati da 36 anni. Meravigliosamente. Non perfettamente, ma meravigliosamente. Non cambierei con nessuno. Dio ci guida attraverso le circostanze e attraverso le altre persone. Ma Dio ci guida principalmente nella nostra vita attraverso la sua parola, la parola di Dio. Nei tempi di Saul non c'era una Bibbia per tutti e se uno voleva sapere la parola di Dio doveva andare da un profeta. Così è successo con Saul. È stato il profeta Samuele, l'uomo di Dio, che gli ha annunciato, ecco la parola di Dio, per te. Oggigiorno Dio ci guida attraverso la parola di Dio diversamente. Dio non ci comunica più attraverso i profeti come in quel tempo, come Samuele, che pronunciava direttamente la parola di Dio a Saul. Oggi invece ci parla, ci guida attraverso la sua parola, attraverso la Bibbia, leggendola. Se vogliamo conoscere la sua volontà, sapere la sua volontà per la nostra vita, allora possiamo leggere, consultare la Bibbia per avere una risposta, per essere guidati. Nella Bibbia Dio ci guida delle volte con un comando esplicito, ci sono, un comando esplicito in cui è molto chiaro cos'è la sua volontà per noi, la strada che Lui vuole che noi prendiamo. Guardiamo due passi in 1 Tessalonicesi 4. Versetto 3. Dice, perché questo è la volontà di Dio, che vi santificate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri, i pagani, che non conoscono Dio, e che nessuno opprima il fratello,
né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Chiaro? Questo è la volontà di Dio, dice chiaro e tondo. Ma questo è solo uno, c'è anche Romani 12:2. Romani 12:2. E notate bene il verbo qui. Dice, non conformatevi a questo mondo, ma siate, non dice siete, dice siate. Professore, Sutto, siate, quale forma del verbo è? In questo senso ha un valore imperativo, però è un congiuntivo. Ok, però in questo senso qui è Sì. imperativo. Cioè, È imperativo. E cosa vuol dire imperativo? È un comando. È un comando. Non conformatevi, questo è un comando anche a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Cioè, vedendo la Bibbia, leggendo la Bibbia. Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Delle volte, questi sono comandi espliciti, ma delle volte Dio parla, la Bibbia per mezzo di un principio che può essere applicato a tante situazioni. Per esempio, vi do un esempio, in Romani 14, questo è un principio, 14 versetto 15. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo, col tuo vino, con tu qualunque altra cosa, se vogliamo dire. Non perdere con il tuo cibo, colui per il quale Cristo è morto. Durante il mio tempo nel servizio militare, ho fatto 3 anni, stavo in Alaska, io sono nato di famiglia di cacciatori, allora il mio nonno mi ha portato fuori a 8 anni la prima volta. Il mio grande sogno era di prendere un'alce, e lì in Alaska è il posto migliore di fare. E c'era l'ultima mese e mezzo, 2 mesi del mio anno là, e ho volato a un villaggio eschimesi con, diciamo, dove c'erano 2 giovani missionari, 22-23 anni, erano lì per 1 anno, 2 anni. E parlando con uno degli eschimesi, lui ha detto, sì, per legge tu non puoi andare in volo con un piccolo aeroplano, vedere l'alce e poi tornare lo stesso giorno, andare lì a trovarlo e spararlo. Però per legge, io come guida potrei andare, trovare l'alce maschio, tornare a casa. Tu non sei andato, io l'ho fatto, io ti guido soltanto e tu spari. Legale? Legalissimo. Però la donna missionaria dice, Davide, se tu lo fai questo, sì, è legale. Però tu stai violando lo spirito della legge. E se tu lo fai questo non potrai mai più avere rispetto per te, spiritualmente. Io ho pregato 3 ore quella sera, normalmente non lo faccio, però lottando, Signore, questo qui è legale, cosa? Non avrò altre possibilità, però ho pensato, alla fine ho deciso di seguire questo principio, per l'amore delle persone, di non offendere un primo fratello e in un certo senso rovinare la mia testimonianza. Per quella eschimese non sarebbe stato nessun problema. Solo per lei, forse anche per suo marito, forse no, però per lei sì. Per di offendere un fratello, questo è un principio. Ho optato di non farlo. Dio mi ha benedetto in un certo senso e
allora ho guadagnato il rispetto forse di più. 2 anni fa Dio mi ha dato nella vecchiaia la possibilità di tornare non in Alaska ma sotto Alaska, forse un 500 chilometri sotto Alaska in British Columbia. L'ho preso primo giorno di 10 giorni di l'alce. È una cosa, adesso sta proprio appeso nella nostra sala, nella nostra camera, diciamo, da letto. Però è cosa interessante come Dio ha usato questo principio. Dio usa la sua parola. La questione non è che se Dio... ecco un altro principio. Troviamo in Proverbi capitolo 5. Questo qui per me è favoloso. Proverbi 5. Infatti questo è il versetto, il passo che un mio professore che insegnava alla facoltà teologica, il migliore che mai avuto in vita mia, però lui diceva, insegnava ai ragazzi che tutti lì alla facoltà teologica cercavano un marito e una moglie. Era una scuola di 1000 studenti, sono 600 femminucce. Allora, tante combinazioni, tante coppie formate. Però il professore diceva questo: volete prendere la moglie giusta o il marito giusto? Seguite questi versetti, vi garantisco non puoi mai sbagliare. Dice in capitolo 3, versetto 5 e 6. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo il Signore in tutte le tue vie ed Egli, Dio, appianerà i tuoi sentieri. 3 principi. Non appoggiare, cioè confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Non parzialmente, con tutto il tuo cuore. Confida. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. No. Perché... E poi dice la cosa, riconoscilo in tutte le tue vie. Lascia Lui regnare su ogni aspetto della nostra vita. Ogni aspetto, riconoscilo in ogni cosa di cui siamo coinvolti. Ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Chi ha scritto questi versetti? Solomone, riconosciuto come l'uomo più saggio che ha mai vissuto. Interessante. La questione non è se Dio ci guiderà o meno dalla sua parola, dalla Bibbia. Invece la questione è diversa. La questione è questa: se noi stiamo cercando sinceramente di sapere la sua volontà, se stiamo leggendo la Bibbia regolarmente per scoprire quello che Dio vuole da noi, o in principio o in comando, e se noi stiamo mettendo in pratica, ubbidendo quello che Egli ci rivela da fare. Se la risposta è sì, possiamo essere sicuri che Dio ci guiderà. Invece se la risposta è no, non possiamo mai aspettare la sua guida nella nostra vita. Dio ci guida attraverso le circostanze, attraverso le altre persone che ci consigliano, ma primariamente ci guida attraverso la sua parola e mai contro la sua parola. Ogni direzione nella nostra vita che vogliamo prendere, vogliamo fare, ogni scelta che vogliamo fare, dovrebbe essere valutata attraverso la parola di Dio. Se una direzione, una scelta che vogliamo prendere va contrario all'espressa volontà di Dio nelle scritture, non è per noi.
non è per noi. Ho sentito un credente a Trieste, non nella nostra chiesa, ma lui diceva a me, era un membro di Gedeone nel passato, lui diceva, Davide, ho visto questa ragazza ieri e Dio mi ha detto che questa ragazza è per te. Io ho detto, ma è credente? No? Io l'ho detto chiaro in faccia. Dio non ti ha detto questo. Non ti ha detto, punto e basta. Se diventa credente, però che Dio non ti direbbe mai, questa è la ragazza per te. Se non è credente, è assurdo. Va contro quello che la Bibbia dice. Dio ci guida attraverso le circostanze, attraverso le persone, attraverso la sua parola. Mai in contrario alla sua parola. A Dio sia la gloria. Amen. Grazie Davide. Volevo salutare quelli che ci stanno ascoltando in diretta prima di avvicinarci a un momento della cena del Signore con due versetti sempre da questo salmo che abbiamo letto. I versetti sono il 17 e il 18 e dopo faremo un canto 6 di più per prepararci alla cena del Signore. I versetti sono questi: il Signore è giusto in tutte le sue vie, è benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Vi salutiamo, il Signore vi benedica, il Signore ci benedica e ci guidi.